Ancora un buongiorno dal TG di Telefriuli. Quelle che vedete sono le immagini dell'arrivo del capo dello Stato Mattarella a Re di Puglia. Il Presidente della Repubblica è oggi in regione per partecipare alle celebrazioni nel centenario del Milite Ignoto. Dopo Aquileia si è diretto appunto al Sacrario di Re di Puglia, dove è arrivato in questi istanti. E allora ci colleghiamo con Andrea Pierini per farci raccontare tutto. Buongiorno Andrea. Buongiorno Francesca e buongiorno ai telespettatori di Telefriuli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato veramente da pochissimi minuti e sta percorrendo adesso la strada che porta al Sacrario di Re di Puglia, dove sono seppelliti 100.000 soldati italiani, di cui 60.000 ignoti. Il Presidente deporrà una corona ai piedi del Sacrario, dove lo attendono i labari delle varie associazioni combattentistiche e meteo permettendo dovrebbero anche passare le frecce tricolori per colorare il cielo di Re di Puglia, dove in questo momento ha appena smesso di piovere, con il tricolore più grande del mondo. A suonare la musica, la brigata Alpina Iulia. Sarà un momento veramente chiaramente emozionante. Abbiamo sentito anche i cittadini presenti che, nonostante la cerimonia non fosse tecnicamente aperta al pubblico, non sono voluti mancare, e ci sono anche tante scolaresche della zona, 2 scuole elementari e una scuola media. In questo momento lo intravedete il Presidente che si sta avvicinando appunto a dove verrà deposta la corona per ricordare i caduti di tutta Italia. Poi verrà suonato il silenzio, anzi verrà prima suonato il silenzio dalla fanfara della Brigata Iulia, e poi appunto il Presidente deporrà la corona con il passaggio della pattuglia acrobatica delle frecce tricolori. Io vi restituirei la linea, però resterei un po' sul chi va là appunto per gustarci il momento, cercare di gustarci il momento con il passaggio delle frecce tricolori, se sei d'accordo Francesca. Sì, grazie ad Andrea Pierini. Allora, per questo primo collegamento chiedici la linea in qualsiasi momento. Questa è la terza visita del Capo dello Stato in regione nell'arco di un mese e mezzo. Prima a Rivolto per i 60 anni delle frecce tricolori, poi a Gorizia e Nova Gorizia il 21 ottobre per celebrare la capitale europea della cultura 2025. Oggi appunto giornata iniziata ad Aquileia, appuntamento che è stato seguito per noi da Marco Pasquariello, dal quale andiamo intanto per farci raccontare com'è andata la mattinata, poi torneremo allora a Re di Puglia. Buongiorno Marco. Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci segue da casa. Siamo in Piazza Capitolo. Prima eravamo leggermente spostati sotto la Basilica, adesso come vedete non c'è più nessuno perché ha abbandonato Aquileia, si è spostato a Re di Puglia, come state giustamente raccontando, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una visita breve ma che è durata più del previsto, perché il Presidente della Repubblica ha voluto fermarsi all'interno della Basilica per fare domande e chiedere spiegazioni. Il sindaco Zorino di Aquileia è rimasto molto colpito appunto dall'interesse dimostrato dal Presidente della Repubblica Mattarella nei confronti dei mosaici, dei bellissimi mosaici della Basilica. Prima della visita alla Basilica era rimasto nel cimitero degli eroi, dove sono sepolti gli altri 10 soldati che non furono scelti per diventare Milite Ignoto, che poi sarebbe stato tumulato a Roma il 4 novembre del 1921, oltre a Maria Bergamas, che fu la donna che fece la scelta, la madre che fece la scelta. Ha voluto fermarsi lì il Presidente della Repubblica Mattarella e lasciare una corona per poi spostarsi appunto a Re di Puglia. Per il momento ti do la linea, Francesca. Grazie anche a Marco Pasquariello. Noi andiamo avanti intanto con il nostro telegiornale, parlando dell'attenzione che sale sulla recrudescenza della pandemia e le misure sanitarie per fronteggiarne le conseguenze. Ieri ci sono state 4 vittime in regione, 161 nuovi contagi. Ne parleremo tra poco perché ecco le frecce tricolori. Allora su Re di Puglia, Andrea Pierini.
chiedo scusa, non ho sentito se mi avete dato la linea, sono passate un po' a sorpresa le frecce tricolori, perché appunto è il momento in cui il Presidente ha deposto la corona. Noi siamo a una distanza importante, come potete anche vedere dalle immagini, e le frecce hanno appena colorato con il tricolore il cielo sopra il Sacrario di Re di Puglia. Adesso il Presidente della Repubblica teoricamente dovrebbe ritornare verso l'auto per poi spostarsi in cima al Sacrario, dove dovrebbe inaugurare il completamento dei lavori di restauro che come sapete insomma si sono conclusi di recente. Vi restituirei a questo punto la linea, insomma, dopo il passaggio quasi a sorpresa delle frecce tricolori. Grazie Andrea per averci raccontato tutto in diretta. Avevamo aperto la pagina legata alla pandemia, ricordando quelli che sono stati i numeri di ieri, con 4 vittime in regione e 161 nuovi contagi, dei quali 141 a Trieste, con la percentuale più elevata in Italia di posti letto occupati nelle terapie intensive da pazienti Covid. In 2 settimane la regione è passata dal 4 al 10% di occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva. Negli ospedali sia a Udine che a Trieste si stanno riorganizzando alcuni reparti e valutando le opzioni per far fronte all'aumento dei contagi. E c'è anche il fronte legato alle manifestazioni di piazza. Oggi alle 16 si riunirà in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, che stabilirà le linee da adottare dopo i numerosi cortei no pass svoltisi anche a Udine. Il sindaco Pietro Fontanini si era già incontrato ieri con il presidente della regione Fedriga, il prefetto Marchesiello, per chiedere di impedire l'arrivo dei cortei in piazza Libertà. A Pordenone invece nessuna ordinanza di divieto per i cortei no Green Pass, che tuttavia avranno degli spazi dedicati per manifestare lontani dalle iniziative commerciali del centro, e quanto stabilito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svolto in prefettura. Allora, a tal proposito sentiamo il sindaco Ciriani. Abbiamo concordato insieme a Sua Eccellenza il Prefetto, al Questore, al Comandante della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di utilizzare gli ordinari strumenti di legge che già sono messi a disposizione e che consentono di conciliare il sacrosanto diritto costituzionale di manifestare con l'altrettanto diritto a non poter disporre di luoghi di piazze che saranno occupate da attività commerciali piuttosto che degli eventi natalizi. Del resto già questo è previsto nei testi di legge, quindi non c'è nulla di nuovo. Noi vogliamo tenere i toni bassi. La piazza di Pordenone non è la piazza di Trieste, il Questore, il Prefetto, le forze dell'ordine mantengono un rapporto dialogante con i manifestanti, conseguentemente non ha senso esacerbare gli animi né da un lato né dall'altro. Nessuna ordinanza specifica, avete già individuato quale può essere il percorso alternativo destinato ai manifestanti? Non ancora, perché innanzitutto i manifestanti devono, come dire, preavvisare la Questura, sarà poi la Questura a definire i percorsi eventuali delle iniziative. A noi spetta adesso il compito di presentare i piani di sicurezza alla Prefettura per dire dove allestiremo gli eventi natalizi, dove allestiremo anche le casette piuttosto che altre attrazioni al periodo di Natale. Poi il Prefetto e il Questore decideranno come concordare le eventuali manifestazioni con i comitati o i gruppi che vogliono appunto andare in piazza. Torniamo a Re di Puglia per la visita di Mattarella in regione, l'omaggio al Sacrario di Re di Puglia. Andrea Pierini. Ed ecco il Presidente della Repubblica che adesso, insieme accompagnato dal Ministro Guerini, sta lasciando il Sacrario. Saluta come di consueto la stampa, con la quale ovviamente non si fermerà come da tradizione, e recupererà l'auto per poi spostarsi in cima al Sacrario di Re di Puglia, dove inaugurerà il completamento dei lavori del Sacrario, lavori che si sono conclusi veramente da pochissimi giorni. Il Presidente Mattarella adesso sta scambiando, si vuole prendere un momento per ricordare, insomma, nella sua mente, per fotografare, diciamo, nella sua mente il Sacrario di Re di Puglia da uno dei posti sicuramente più suggestivi, dopo aver scambiato 2 parole con il Ministro Guerini, che si è toccato anche il cuore, come a sottolineare la grande emozione di questo momento. E adesso, appunto, come già detto, accompagnato e scortato dai corazzieri in moto e ovviamente dalle autorità e
dalle forze di polizia presenti veramente in massa si sposterà in cima al Sacrario di Re di Puglia per poi inaugurare la chiesa e ripartire alla volta di Roma tra circa una ventina di minuti. E questo è il corteo presidenziale che si sposta in cima al Sacrario. Francesca, se non hai altre domande da studio ti restituirei la linea, solo cercherei di capire se anche il Presidente della Regione Massimiliano Federica già accompagnerà ovviamente il Presidente della Repubblica su, ci ha promesso che ritornerà, speriamo di potervelo dare live magari a voi la linea. Se non ci sono domande da studio vi restituisco la linea. Sì, grazie ad Andrea Pierini che ritroveremo appunto in A voi la linea per ripercorrere questa mattinata come ci hanno raccontato Andrea Pierini e Marco Pasquariello, che è stata carica di significato, di emozioni. A Udine ripartiranno domattina i lavori per la creazione della nuova pista ciclopedonale lungo via Cividale. Dopo le polemiche dell'opposizione e le lamentele dei residenti, questa mattina c'è stato un sopralluogo fra i tecnici comunali e la ditta appaltatrice. È capitata la ditta sbagliata che ha fallito. Ripartono i lavori della pista ciclopedonale di via Cividale. Dopo gli intoppi burocratici dovuti al fallimento della ditta che si era aggiudicata l'appalto, i tecnici e gli operai della nuova impresa si metteranno all'opera molto probabilmente da domani mattina. La conclusione dei lavori è prevista per il 14 aprile, quasi 3 chilometri di marciapiede da rifare nei prossimi 6 mesi. Sì, capisco ovviamente le proteste dei residenti che hanno dovuto subire questa interruzione, purtroppo non è che sia imputabile al comune, no? Come voi sapete, quando una ditta chiede il fallimento, il concordato fallimentare, insomma in qualche maniera purtroppo non è facile burocraticamente intervenire subito. Questa è la risposta chiara che diamo a chi ha ricevuto l'opposizione, che sa di questa problematica. La ciclopedonale partirà dal centro intermodale stazione FUC di San Gottardo e arriverà fino a Piazzale Oberdan. Sarà larga 2,5 metri e sarà transitabile da ciclisti e pedoni. Previsto purtroppo l'abbattimento di alcune magnolie. Nella parte sud verranno tolti anche le magnolie per poter fare spazio alla pista ciclopedonale e invece nella parte nord rimarranno tutti gli alberi e verrà rifatto l'intero marciapiede. Morde la nonna, la rapina dei suoi soldi che poi consegna a un cittadino extracomunitario. Il nipote, un ragazzo di 21 anni, è stato arrestato dai carabinieri. Rapina la nonna 69enne di 70 euro, denaro che poi lancia dalla finestra dell'appartamento a un cittadino extracomunitario. Ad aggredire la donna, immobilizzata e morsa a una mano, il nipote, 21enne, un giovane con precedenti di polizia, arrestato in flagranza dai carabinieri della radiomobile della compagnia di Udine. La 69enne, che è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, non è in gravi condizioni, ha una prognosi di pochi giorni, ma è stata ritrovata in forte stato di agitazione. Il giovane è stato portato nel carcere di Via Spalato a Udine a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio risale a qualche giorno fa ed è accaduto a Udine. Lo straniero, cui sono stati consegnati 70 euro, è fuggito. Sulle sue tracce i carabinieri. Versa in gravissime condizioni un ragazzo di 20 anni di Cividale che ieri sera si è scontrato con la sua auto frontalmente con un'altra sulla vecchia provinciale 49 ad Aveacco di Colloredo di Montalbano. È stato trasportato d'urgenza in ospedale ed è grave ma non in pericolo di vita la conducente dell'altra vettura, una 21enne di Verzegnis. Feriti seriamente anche 2 22enni che viaggiavano come passeggeri. Poco prima delle 10 di questa mattina in un canale a Colderno di Sedegliano è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. Potrebbe trattarsi del 47enne del quale si erano perse le tracce una decina di giorni fa. Sul posto vigili del fuoco di Latisana e Udine, i sanitari e i carabinieri. Detenzione di droga ai fini di spaccio. Con questa accusa le Fiamme Gialle di Udine hanno arrestato un cittadino pakistano 29enne residente a Tarcento. Con l'impiego di un'unità cinofila lo hanno controllato nel parco Brum a Udine ed è stato trovato in possesso di 52 grammi di cocaina del valore di oltre 5.000 euro nascosta in uno zainetto.
Viene inviata da Aquileia per soccorrere una ragazza di 19 anni coinvolta in un incidente stradale, ma il sistema frenante si surriscalda e scoppia un incendio. È successo ieri sera, danneggiata un'auto lettiga dell'ospedale di Palmanova, che è stata poi rimossa con un carro attrezzi e sostituita da un mezzo della Croce Rossa. Per la ragazza fortunatamente nessuna lesione. Catturato il cervo che domenica scorsa aveva incornato una coppia di coniugi vicino al parco dei cervi a Tarvisio, causando lesioni molto serie a marito e moglie. Il cervo si era allontanato dalla zona dove sarà allontanato dalla zona dove si trovava fino ad ora e trasferito in uno spazio dove non avrà più contatti con le persone. Tra poco vi ricordo l'appuntamento con A Voi la Linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.